Il calcio è fantastico finché, per fortuna, c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo parlando di calcio. Francesco Posocco vestirà la maglia del Treviso Football Club anche per la stagione 2023-2024. Francesco, arrivato a Treviso nell'estate del 2022, è stato uno dei trascinatori della squadra verso la Serie D, con le sue reti e i suoi assist. Felice e onorato di rimanere in una piazza come Treviso, sono le prime parole di Francesco Posocco dopo la riconferma. Non vedo l'ora di scendere in campo al Tegni e dare il massimo ogni domenica, augurandomi che sia una stagione ricca di soddisfazioni. Parliamo di rugby. Lo United Rugby Championship ha diramato il calendario del campionato per quanto riguarda la stagione 2023-2024. A causa dello svolgimento della Rugby World Cup 2023, che inizierà l'8 settembre e finirà il 28 ottobre 2023, la competizione, che racchiude squadre italiane, scozzesi, gallesi, irlandesi e sudafricane, aprirà le danze a fine ottobre, più tardi rispetto al solito start. I leoni del Benetton Rugby inaugureranno l'United Rugby Championship 2023-2024 in trasferta a Cardiff il 21 ottobre. Poi una tripla sfida casalinga consecutiva e l'opening game di Monigo vedrà i biancoverdi attendere i campioni in carica del Munster Rugby. Torniamo a parlare di calcio. Il Giorgione ha annunciato l'arrivo di Fabio Lebran e Gianmarco Mioni. Lebran, difensore centrale classe 87, proviene dall'Euro Cassola. Lungo il suo curriculum calcistico, che vanta esperienze in Serie B, C1 e C2 con Albino Leffe, Como, Venezia, Rimini, Savona, Carrarese, Perugia e Spal. Mentre Mioni, invece classe 94, torna a Castelfranco dopo una stagione all'Academy Plateola. Era già stato a Castelfranco dal 2017 al 2022. Ha vestito le maglie anche di Pomezia, Borgoricco, Albalonga, Civitanovese, Massese, Viareggio, Real Vicenza e Vedelago. Parliamo di basket. In casa Rucker San Vendemiano ancora cambiamenti nel roster. Altri 3 giocatori infatti salutano la squadra bianconera. Dopo una stagione condivisa fatta di successi e momenti difficili, si legge in una nota ufficiale del club, le strade con Enrico Gobbato, Damir Azic e Luca Colombo si separano, ma resta immutabile la stima, con il più sincero augurio che dal prossimo campionato arrivino per tutti solo soddisfazioni. E si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.